bimbo per gamma, mi canto e mi arrido sotto i baffi. Mi piace il jazz, ascolto il funky come James Brown che suona da anni. Suona di strada più non si vola, a casa mi sfogo con rock and roll. Ma se il reggae ti piace ascoltare, se Oliver Scardi dobbiamo chiamare Scardi. Tutti insieme! Scardi! Se Oliver Scardi! Scardi! L'uomo più bello del mondo! Dai a casa qua! Yo! Sir Oliver Scardi, cantante un tempo del glorioso gruppo reggae veneziano Pittura Fresca. Sono nato a Venezia nel 1959 e ci ho abitato fino al 1962. Il mio ricordo di Venezia è molto sottile perché ero bambino e posso descriverti solamente una situazione felice da quel che ho visto io. All'età di 3 anni sono andato in terraferma e da lì mi sono fermato. Con quello che ho imparato a Venezia, in terraferma ho mosso le acque per fare della musica qualcosa di un po' più culturale di quello che c'era all'epoca, visto che all'epoca o si faceva gli scoppiazzatori dei gruppi inglesi oppure si cantava come al giorno d'oggi, amore qua, amore là, firulì e firulà. Continuo a fare musica, ho altri musicisti, ho pubblicato un disco che si chiama Piranha assieme a questo gruppo che si chiama Fahrenheit 451. Continuo a fare musica esclusivamente perché mi piace farlo e non più come un tempo con la speranza di arrivare da qualche parte. Chiaramente si fa musica perché siamo cresciuti con quello. Per noi è una forma di espressione, è una forma di dimostrazione filosofica delle nostre verità. La musica trasmette cose che le persone generalmente non dicono. Io credo che la musica abbia un grosso potere, quello di smuovere almeno le coscienze, quello di dire ho bisogno di ragionare con la mia testa e non più con la testa di chi mi comanda. Sarà chiamato ma con una dignità siete ridicoli. I problemi più grossi per i gruppi dei ragazzi di oggi sono gli stessi che avevamo noi un tempo con i Pittura. Finché canti cazzate, fai musica per deficienti puoi andare ovunque. Quando sei un attimo fuori dal coro vieni isolato, vieni tagliato fuori. Praticamente qua in Italia finché canti che va tutto bene ti fanno passare. Se solo ti permetti di criticare qualcosa sei considerato un delinquente. Credo intanto che il bagaglio discografico di Pittura sia molto importante ancora oggi per la discografia italiana, perché finalmente dopo molti anni è uscito allo scoperto un gruppo che non ha cantato solamente le banalità, ma ha cantato dei problemi della società odierna e del paese di oggi. Ufficialmente nell'anno 2008, perché nel 2008 abbiamo suonato in piazza San Marco, per fortuna ci hanno riconosciuti, se non quando eravamo in attività, almeno quando non lo eravamo più. Non credo possano ritornare occasioni come del 2008, anche se il 2008 è stata una festa di carnevale ed è stato un concerto in tributo di Ciuca che purtroppo ci ha lasciato nello stesso anno.
canzoni a cui sono più affezionato è Marghera, che è in ordine di tempo la seconda canzone che ho scritto nella mia vita. Ha avuto molto successo perché viene cantata ancora oggi da ragazzini. Quando l'ho scritto questi ragazzini avevano ancora da nascere, perciò è questo che mi dà molta soddisfazione, sapere che la musica che fai non si ferma ad una semplice stagione come la musica leggera in genere, ma continua negli anni. Credo che la soddisfazione più grossa te la dia sempre comunque la gente che ti viene a vedere. Andiamo al paradiso embriagarsi. E l'alba Venezia è piena di gente a tocchi, qui tocchi si copi. Mese roste alle 5 della mattina, visto che si oggi in mezzo a una carica mai vista. Ho fatto e che ho scritto solo all'intervista. Hoy devo vedere i Pink Floyd. Una canzone molto particolare che ho scritto, che non mi sarei mai aspettato che avesse successo, è stata Pink Floyd, canzone scritta appositamente dopo aver tentato inutilmente di vedere un concerto dei Pink Floyd qua a Venezia. L'evento è stato storico perché Venezia si è trasformata in una specie di campo del rock, modello Woodstock, modello Isola di White. Yeah, yeah, oh, oh. Oh, yeah, yeah. Ah. Grandiosi, fatevi un applauso. Italiani, deve una svezzata.